Bene, buongiorno. Cominciamo questa ottava lezione che viene registrata e poi sarà possibile rivederla sul canale Uni3 di YouTube e continuiamo a parlare di Carlo Michele D'Attems. In questo caso concludo il discorso inerente all'istituzione del seminario, del primo seminario. Secondo gli scritti di Attems, il seminario doveva essere un luogo in cui possa venire abilitata la gioventù allo stato ecclesiastico, e questa è l'unica fonte da cui un arcivescovo di vasta diocesi acquista discendenti degni del suo posto, soldati valorosi per difendere del spirituale suo dominio. Questo era un suo pensiero in un'omelia dell'apertura del seminario. E lo scrive in una lettera anche a Maria Teresa per chiedere naturalmente l'apertura di questo seminario. Abbiamo sempre detto che Carlo Michele D'Attems era un uomo fidatissimo di corte e quasi contemporaneo, coetaneo di Maria Teresa, e stimatissimo dall'imperatrice. Aveva, come si direbbe oggi, poteva entrare nell'ufficio di Maria Teresa senza bussare, come si diceva un tempo, ma effettivamente era cresciuto alla corte, aveva potuto cogliere lo spirito, l'aria di corte e anche lo spirito di quelle che erano le desiderata dell'imperatrice. E quindi uno dei suoi più grandi cruci era quello di educare i giovani, e quindi l'insegnamento certamente, ma soprattutto di trovare un sistema educativo degno per formare i sacerdoti. Occorrendo di provvedere le vacanti cappellanie e parrocchie, fa bisogno prendere sacerdoti delle diocesi estranee di Lubiana e Salisburgo, scrive l'Attems, perché i sacerdoti preparati lui non ne aveva, e quindi in pratica dice a Maria Teresa: sono costretto a servirmi di sacerdoti provenienti da altre diocesi. Sappiamo poi che con la diocesi di Lubiana i rapporti erano problematicissimi. Abbiamo detto più volte che la diocesi di Lubiana trovava piena formazione all'interno del territorio della diocesi di Gorizia, dell'arcidiocesi di Gorizia, e prima ancora del patriarcato di Aquileia, e le sue volontà di autonomia si erano fatte sentire già col patriarcato nel 400 e tanto più ora nel 700 con l'arcidiocesi di Gorizia. L'arcivescovo di Lubiana non intendeva sottostare alle decisioni di quello che poteva essere il suo metropolita. Lui chiedeva l'autonomia o la dipendenza da Roma, o addirittura in certi periodi la dipendenza dall'arcivescovo di Esztergom in Ungheria, quindi con una lontananza assolutamente rilevante. Quindi Carlo Michele scrive a Maria Teresa e dice: sono costretto a usare dei sacerdoti che provengono da altre diocesi, non avendo di miei preparati apposta. E quindi per collocarli nelle varie cure delle chiese vacanti. E perché i monsignori vescovi di dette diocesi vicine non lasciano sortire il miglior clero dai propri confini. Quindi anche questo sottolinea che se la diocesi di Lubiana avesse intenzione di dare del proprio clero, non darebbe certamente il clero migliore che ha per la diocesi di Gorizia, ma si libererebbe di quelli che sono un po' il peso. E quindi chiaramente lui dice: io di queste persone non ho necessità, devo formarne delle mie, miglior che nei propri confini. Indi avviene che i sacerdoti più deboli nello studio e nella pietà vengono accettati per buoni nei posti più riguardevoli e pericolosi, con tutto ciò che non siano pratici di luoghi né esperti nella lingua
né affezionati all'impiego, perché forestieri e mercenari. Come abbiamo imparato a comprendere il linguaggio di Attens, è sempre molto schietto e chiaro, che parli con l'imperatore o che parli con l'imperatrice o che parli con il papa. Dice le cose chiare, una cosa notevole per l'epoca, e cioè esprime in maniera, diciamo con un linguaggio dell'epoca ma molto diretto, ciò che è il suo pensiero, e cioè se io devo chiedere alle altre diocesi la possibilità di avere dei sacerdoti in prestito, sicuramente mi verranno dati i sacerdoti più deboli, meno esperti, non conoscitori della lingua, e che non mi servirebbero a niente per il bene delle popolazioni, e tantomeno seguirebbero quali sono i miei precetti, quello che stabilisco per il bene appunto del territorio che mi è stato indicato quale luogo dove io esercito il mio ministero. Quindi l'Attems, come vi dicevo, già nei primi anni del suo ministero a Gorizia chiede l'istituzione di questo seminario che inizia l'iter di preparazione, tutta la parte necessaria naturalmente per poter dare il via al primo anno, fin dal 1753. Vi avevo detto che raccoglie fondi privati, pubblici, dalla sua cassa privata, e nel 1756 riesce ad ottenere il consenso alla costruzione. Mancano sempre dei soldi che poi vengono trovati tramite l'aristocrazia locale, e l'aristocrazia locale che è molto legata alla famiglia degli Attems e che crede fermamente in quello che viene proposto dall'arcivescovo. Però c'è un però: Vienna e Roma, soprattutto Vienna, chiedono che più che un seminario si dia l'apertura a una domus presbyteralis, che non era in verità un seminario come noi lo intendiamo con un ciclo di studi di tot tempo, eccetera, ma era un luogo che per un anno formava dei giovani sacerdoti destinati alla cura d'anime. E cioè si chiede di non procedere al seminario in senso stretto, quindi all'acquisizione di giovani che dal nulla fanno una formazione. No, si chiede che giovani sacerdoti vengano formati nella Domus Presbyteralis per un anno, affinché poi vengano destinati alle parrocchie. E tutto ciò potrebbe far riflettere, potrebbe far ritornare alla mente una cosa, e cioè, come vi avevo detto, il seminario originario, il primo seminario originario di Gorizia era il seminario verdenbergico, guidato dai gesuiti, che negli anni 50 del Settecento avevano ancora un'influenza grandissima ed erano altamente potenti sia nel resto dell'impero quanto a Gorizia. E il seminario verdenbergico, tanto è vero, continua nella sua attività. Infatti loro avevano esercitato fin dal loro arrivo, i gesuiti, un'egemonia nel campo dell'educazione dei giovani per quanto concerne il sacerdozio, e non accettavano di buon grado l'idea che un seminario diocesano avrebbe limitato di molto il numero di giovani presenti nel loro collegio. Tanto è vero che un decreto imperiale per il nuovo seminario non poteva accogliere nessuno che prima non avesse frequentato, così scrive, il loro collegio. Questa era la limitazione. Attems accettò di buon grado ciò che era prescritto, ma l'8 dicembre 1757 l'arcivescovo benedì la Domus Presbyteralis.
Pertanto era un luogo di formazione del clero, che accoglieva in quell'anno 12 giovani sacerdoti. E già nel secondo anno di vita, però, furono accettati anche chierici che si preparavano al sacerdozio. Quindi Athens accetta le prescrizioni per poterlo aprire e poi allarga diciamo così, l'orizzonte anche a non sacerdoti, ma a chierici che si preparavano al sacerdozio. E ciò perché? Perché questo rispondeva sicuramente meglio al suo volere di arcivescovo per fornire ai sacerdoti una formazione completa, che non sia solo quella di un anno e dove gli venivano date le informazioni necessarie per poter poi procedere alla copertura di un incarico, di una parrocchia, un vicariato, quel che era. No, lui voleva, come vi dicevo già, formare questi giovani a tutte le problematicità e ai carismi che un sacerdote doveva avere per espletare pienamente il suo uffizio. E pertanto l'Athens riesce già nel secondo anno ad avvicinare dei giovani che non sono sacerdoti, ma che sono chierici che si preparano. E quindi in quel periodo di studio e di formazione essi si preparano culturalmente, spiritualmente e naturalmente possono assorbire pienamente quelle che sono le prescrizioni che il nuovo arcivescovo anche ha intenzione di dare alla nascente e nata giovanissima arcidiocesi di Gorizia. E per raggiungere questi scopi era importante che i giovani avessero la possibilità di frequentare il seminario per un periodo naturalmente maggiore ad un anno, che era previsto inizialmente. Infatti, ad un certo momento si dividono le figure, e cioè gli alunni e i convictores, e cioè coloro i quali usufruivano di posti gratuiti e gli altri che pagavano una retta. Tutti comunque avevano stessi diritti e stessi doveri. E nel 1766 comunque i debiti per la costruzione del seminario vengono ripagati completamente e grazie al lascito di Maria Teresa di Savoia, duchessa di Liechtenstein, e quindi il seminario può prendere pienamente il largo nella tranquillità anche economica. Dal 1767 ogni anno ci saranno il numero di chierici e sacerdoti che frequenteranno e studieranno nel seminario saranno sempre di 33 unità. Il seminario contava su un rettore che svolgeva anche la funzione di economo, oltre che di insegnante, 3 vice direttori e di un repetitor, cioè figura di insegnante che aveva il compito di seguire gli alunni nelle ripetizioni delle lezioni di teologia morale e di diritto, lezioni che essi avevano già frequentato o che frequentavano presso scuole pubbliche o comunque fuori dal seminario. Quindi questa figura di sacerdote e insegnante per portare sulla sempre retta via della teologia morale e del diritto gli alunni che studiavano esternamente. Il regolamento interno del seminario aveva un titolo ed era Idea sive imago seminari clericalis goriziensis, ed era un lungo elenco di materie che i candidati al sacerdozio dovevano seguire, e cioè i seminaristi dovevano appunto conoscere il diritto ecclesiastico, la teologia dogmatica, la teologia morale, la teologia pastorale sacra, e nonché c'era l'elezione di eloquenza. Però
non tutti questi corsi erano avviati presso il seminario, infatti potevano essere seguiti in scuole esterne o anche nei collegi appunto di diritto canonico e di teologia morale che venivano impartiti anche in altri istituti, oltre a quelli gesuitici, naturalmente anche a Vienna, Roma o quant'altro. I sacerdoti, quelli che erano già sacerdoti e che rimanevano all'interno di questo Domus Presbyteralis per un anno, seguivano poi le conferenze di diritto canonico e teologia morale sotto la guida del rettore. Gli altri, che non avevano ancora frequentato altre scuole, seguivano i corsi di teologia e di diritto ecclesiastico presso i gesuiti e in seminario ripetevano queste materie. Questo insieme di terminologie che abbiamo incominciato a sentire in rapidità sono molto antiche che hanno proprio origine nelle scuole gesuitiche. Il termine, ad esempio, conferenza è ancora oggi utilizzato nel linguaggio teologico per dire degli studi per laici o sacerdoti che abbiano già fatto un iter, un percorso di studi teologici, e quindi l'approfondimento viene chiamato conferenza proprio. Così, ad esempio, i gesuiti avevano utilizzato dei termini per le discussioni delle tesi di dottorato, ad esempio, e cioè la stessa termine tesis, relator, correlator, patronus, capite? Sono o defensio tesis, ad esempio, o defensor tesis. Sono terminologie che sono rimaste ancora oggi. Si dice difendere la tesi, si dice relatore, correlatore. Ebbene, i gesuiti avevano forgiato queste terminologie molto antiche e avevano una struttura di studi molto rigida e molto, come dire, chi usciva dai gesuiti era sempre, ancora oggi se vogliamo, per certi versi, l'elite intellettuale. Se pensate che a Gorizia, perché i gesuiti erano così gelosi del loro studio goriziano? Perché effettivamente il collegio di Gorizia preparava i suoi studenti, sacerdoti, eccetera, in maniera altissima. Venivano discusse le tesi di dottorato in teologia dogmatica, in diritto canonico, in teologia morale nel collegio dei gesuiti. Esiste ancora oggi la cosiddetta sala del Settecento, che è annessa a una finestra del presbiterio della chiesa di Sant'Ignazio, dove venivano discusse, difese le tesi di dottorato. Ed era talmente importante la sede goriziana che in quel periodo, tra il 1760 e del 1660, scusate, e il 1760, in quei 100 anni, sono state discusse numerosissime tesi di dottorato e c'era una tradizione molto goriziana e molto bella, e cioè che al momento della discussione della tesi il dottorando e poi dottorato preparava, e su commissione naturalmente del seminario, la tesi fisicamente scritta, ma preparava la cosiddetta Thesalblätter, e cioè veniva preparata ad Augusta un'incisione anche di grandi dimensioni, nella quale c'era una grande immagine che era l'immagine, come dire, che racchiudeva un po' lo studio di quello che si stava discutendo nella tesi. Poteva essere il diritto canonico o l'esposizione sopra un santo, poteva essere la gloria di San Benedetto, indifferente, oppure l'immagine di chi aveva finanziato quel percorso di studi. Poi nella parte bassa
c'era una specie di rettangolo nel quale al centro c'era lo stemma o l'effigie del patronus, cioè colui il quale aveva finanziato gli studi di quell'alunno, e sotto c'era la sintesis della tesi. E queste incisioni, cosiddette sul nero perché sono molto scure, sono delle opere d'arte che esistono tutt'oggi, che erano conservate dalle orsoline per secoli e che adesso sono state cedute, se non mi sbaglio, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia in numero considerevole. Ma sono delle opere d'arte uniche di questo genere, sono state fatte in quel lasso di tempo, preziosissimi esempi che meriterebbero uno studio maggiore rispetto a quello che già Italia Nostra aveva fatto negli anni 90 sulle Thesenblätter, perché sono particolarissime, sono magnifiche proprio a vedersi. La più grande in assoluto raffigura la gloria di San Benedetto e ci sono ben 8 incisioni di dimensioni importanti, 60-80 centimetri, legate insieme e unite insieme fanno questo enorme, come se fosse un affresco in pratica, tesi, un'enorme tesi e un'enorme opera d'arte in pratica, che erano passate alle orsoline, adesso sono passate di nuovo ad altro ente di conservazione. Comunque, anche per dirvi, per questa ragione i gesuiti erano così gelosi dei loro seminaristi e non vedevano di buon occhio questo nuovo seminario che poteva portare via parte di queste intelligenze, perché naturalmente erano le intelligenze migliori che andavano a studiare da loro, e pertanto l'Attems riesce lentamente a formare il clero che andrà poi a sistemarsi nelle varie parrocchie della sua grande arcidiocesi. Continuando l'analisi, l'aspetto pastorale dei programmi era principalmente quello della domus, cioè quello di preparare i sacerdoti destinati alla cura delle anime nel territorio, un territorio che da moltissimo tempo non aveva un indirizzo pastorale, e pertanto questa preparazione doveva essere unitaria ed omogenea per tradizione, e naturalmente la conoscenza delle lingue così diverse diveniva un fattore importantissimo. A questo proposito, le esercitazioni quotidiane di predicazione che ogni seminarista svolgeva in refettorio all'ora dei pasti avvenivano una volta in italiano e una volta in tedesco, nei giorni festivi anche in sloveno e friulano. E nella biblioteca del seminario l'Attems si preoccupò di fornire adeguatamente, non appena fosse funzionante il seminario, di fornirla di un numero considerevole di testi che anche non si trovavano con semplicità in tutte le lingue, anche in tedesco e anche in sloveno, soprattutto per quanto riguarda le sezioni dedicate alla predicazione. Ancora oggi l'Istituto Biblioteca del Seminario Teologico Centrale di Gorizia è una biblioteca tra le più importanti dal punto di vista teologico e storico sul territorio, conta quasi 250.000 volumi dedicati naturalmente allo studio della teologia, e si trova proprio nell'ultimo piano di quello che fu il seminario attemsiano, in quasi una sorta di continuità storica rispetto alle origini e rispetto alla struttura che poi aveva avuto diverse altre funzioni oltre a quella di seminario vero e proprio. Il regolamento
sottolineava anche una preoccupazione di tipo disciplinare, e cioè del comportamento che doveva essere tenuto dal clero. E questa era una delle preoccupazioni dell'Athens, che in buona parte abbiamo potuto osservare anche nelle lezioni più vecchie, delle prime lezioni, quando abbiamo letto le sue preoccupazioni durante la prima visita pastorale, sulla preparazione del clero, su quello che il clero doveva, su come il clero doveva comportarsi, parlare, eccetera, e soprattutto sulla vigilanza che il clero doveva tenere su determinate cose, come ad esempio i libri proibiti. Questa preoccupazione era una preoccupazione che aveva l'Athens, ma che avevano tutti i vescovi nel periodo in questo periodo del XVIII secolo. In preparazione teologica, rozzezza di costumi, indisciplina, forte inclinazione agli affari temporali e a richiamo di suggestioni terrene sono caratteristiche che emergono costantemente ogni qualvolta si intraprende a delineare per sommi tratti la fisionomia del clero settecentesco. Una sottolineatura che mi pare interessante porvi, una sottolineatura del Floriani, che intende raggruppare tutta la situazione del clero e dell'episcopato nel XVIII secolo. Tutto ciò ha delle motivazioni che vanno indietro nel tempo. Infatti il clero seicentesco, quello di un secolo prima, cioè tanto per dirvi l'arcidiacono, era personalità importantissima nel territorio, ma spesso era una persona che era intenta ad occuparsi degli affari temporali della sua persona e della sua famiglia, e spesso non era una persona assolutamente limpida. Abbiamo degli esempi anche nel Goriziano, anche a Graz, di arcidiaconi che intendevano la ricchezza per sé e per la propria famiglia, intendendo quindi di usare del patrimonio che trovavano o che raccoglievano per interessi personali. E questo era una delle motivazioni per le quali l'assenza di un vescovo si faceva sempre più grave, e quindi la presenza di un arcivescovo o vescovo si faceva sempre più impellente da questo punto di vista. E passò molto tempo per arrivare al punto dell'Athens, ma l'Athens, come altri vescovi dell'epoca del Settecento, appunto di questo periodo, temevano l'impreparazione del clero, e soprattutto temevano che il clero facesse nei posti più lontani, più difficili da controllare, l'interesse proprio e non quello del porzione di popolo che il vescovo gli aveva affidato. Pertanto questa era la problematicità maggiore, che avrebbe portato poi a che cosa? Alla necessità di una formazione vera e propria del clero, in contrasto a queste posizioni che trovavano fondamento anche in decenni e secoli precedenti, proprio per l'assenza di un'autorità ecclesiastica. Per opporsi a questa realtà, l'Athens accolse nel regolamento del suo seminario alcune, anzi forse buona parte, delle costituzioni del seminario padovano del Barbarigo e della regola di San Carlo Borromeo. Egli stesso però annotava anche che parte delle regole di cui meglio non si potrebbe trovare vengono proprio dal seminario di Graz, quasi a voler bilanciare diciamo due istituzioni di due territori ben delineati e precisi, cioè quello padovano, diciamo, della Serenissima, e quello d'Oltralpe degli Asburgo di Graz. Quindi
quasi in un bilancio, e questo tentativo di equilibrio che sarà una delle caratteristiche proprie di tutto l'episcopato atemsiano, questo tentativo di equilibrio che lui deve costantemente attuare per poter esercitare nel miglior modo possibile la funzione per la quale è stato chiamato nella Chiesa goriziana. Le linee strategiche della politica imperiale sono infatti quelle di poter trovare degli itinerari diversi, magari per giungere ad uno stesso identico fine, come appunto la formazione e la fondazione del seminario, che riesce nell'intento, riuscendo anche a convincere diciamo, il governo dal punto di vista dei gesuiti di attuare questa formazione in questo nuovo seminario, iniziando come domus presbiterali. Quando fu soppresso poi il seminario, il collegio gesuitico di Gorizia, nel 1773, si costituì un'imperial regia accademia, nella quale studiarono anche i seminaristi, anche i seminaristi che si trovavano nell'area naturalmente geografica. E questa presenza di numerosi seminaristi proveniente da tutta l'area è rintracciabile anche nei fondi che troviamo ancora nella biblioteca statale isontina, che è luogo fisico dove c'era l'originario seminario verdenbergico. Questi libri, questi appunti scritti da questi seminaristi provenienti da un territorio così ampio sono ancora oggi riscontrabili all'interno della biblioteca. Il successore di Attems, Rodolfo Giuseppe Dedling, cercò di continuare sulla linea tracciata dal suo predecessore e vi riuscì per un breve periodo, all'inizio proprio del suo episcopato pontificato, chiamiamolo come volete. Infatti abbiamo fatto qualche salto nella storia attemsiana. Non mi sono mai soffermato così lungamente su questi anni nei nostri incontri, ma era interessante perché la figura dell'Attems è una figura certamente di livello internazionale, uno dei personaggi principali della storia goriziana. E quindi mi pareva opportuno che anche nei rapporti e nel tema stesso delle nostre lezioni venisse fuori la persona, l'uomo, lo studioso, il sacerdote, il vescovo, il diplomatico, e quindi mi sono soffermato lungamente anche da questo punto di vista con l'istituzione del seminario, che fu uno dei grandi eventi di quel periodo. Certamente abbiamo letto alcune delle sfaccettature del suo episcopato, abbiamo cercato anche di delinearne la figura nei limiti del tempo e anche naturalmente con i limiti della lettura storica che posso fare in questo tempo limitato. Certamente abbiamo visto le peculiarità dell'Attems e anche naturalmente la sua visione, che era una visione, come ho detto adesso in conclusione, di pesi e contrappesi tra la fissità dei prescrizioni del Concilio di Trento e il suo tentativo di elaborare una sintesi tra lingue e tra territori così eterogenei, dove lui si era ritrovato come arcivescovo dopo secoli di inesistenza da parte di una figura apicale dal punto di vista ecclesiastico. Quindi un lavoro, un impegno senza confini, potremmo dire, un lavoro che si trovava a dover svolgere in assenza totale in pratica di precedenti.
E anche da questo punto di vista, secondo me, è una figura estremamente importante, perché è stato quello che ha dato il via a tutta una serie di attività, iniziative che ancora oggi sostanzialmente noi osserviamo e possiamo leggere con gli occhi dell'oggi, ma in prospettiva anche futura, perché determinate istituzioni esistono ancora oggi e sono quelle istituzioni atemsiane, hanno un'origine antica. Quindi lui si ritrova a essere il primo, abbiamo detto, in tutta una frangente, tutta una situazione molto singolare, e darà tutto se stesso perché si possa arrivare a una sintesi che vada per il bene del suo territorio. Nel 1774 l'Attems muore. Dopo aver fatto 3 visite pastorali, aver compiuto la costruzione di questo grande e poderoso edificio del seminario, nonché avendo riformato la chiesa che gli era stata data e avendo tentato di omogenizzarla attraverso il sinodo che abbiamo lungamente, del quale ho lungamente parlato, del 1768. Tutto ciò in 22 anni lui lo cerca di compiere pienamente, ma ci sono già dalle origini, questo vi ho detto, delle pulsioni che porteranno in brevissimo tempo a una modifica sostanziale di quello che era stato il volere di Maria Teresa e di Papa Benedetto XIV. Infatti, alla morte di Carlo Michele d'Attems sale sulla cattedra dei Santi Ilario e Taziano il conte del Sacro Romano Impero Rodolfo Giuseppe Dedling. Nel 1766 era accaduta un'altra cosa della quale non abbiamo parlato, avevo parlato tempo fa forse. L'Attems era stato innalzato, lui e i suoi successori, col titolo di principe del Sacro Romano Impero, con editto del 13 luglio 1766 dall'imperatore Giuseppe II, che era correggente insieme a Maria Teresa. Questo particolare titolo che gli venne concesso a lui e ai suoi successori è da leggerlo nella chiave proprio della fine di quella che è stata la contea di Gradisca e la nascita nel 1754 della principesca contea di Gorizia e Gradisca. A ricordo dell'evento, diciamo, di questa nuova istituzione, quindi dalla contea di Gorizia e poi contea di Gradisca e poi principesca contea di Gorizia e Gradisca, l'imperatore volle significare questa importanza anche dal punto di vista ecclesiastico e quindi concesse all'Attems e ai suoi successori il titolo di principe del Sacro Romano Impero. E capite bene che era un evento di eccezionale importanza, oltre che per la stima personale dell'imperatore all'arcivescovo in persona, anche per significare l'importanza del territorio che era tenuto in grande considerazione dall'imperatore correggente e dall'imperatrice Maria Teresa. Quindi anche Edling, quando sale alla cattedra di Ilario e Taziano, assume il titolo di principe del Sacro Romano Impero. Dal 1774, diciamo, al 1780, la situazione rimane pressoché invariata, e cioè l'Edling continua a operare nel suo campo sulle orme lasciate dall'Attems e sembra che tutto possa continuare in questo modo nella tranquillità di un'opera colossale, qual era quella appunto che veniva attuata in un territorio così eterogeneo qual era quello dell'arcidiocesi di Gorizia. Ma
nel 1780, il 29 novembre 1790, accade un fatto che da quel momento in poi provocherà degli scosse talmente forti da far saltare l'impianto stesso dell'arcidiocesi di Gorizia voluta dagli Asburgo e da Maria Teresa in particolare. E cioè il 29 novembre 1780 muore l'imperatrice Maria Teresa, che era rimasta vedova nel 1765 e che era coreggente insieme al figlio Giuseppe II dal momento in cui fu vedova. Il figlio Giuseppe II, che fino al momento in cui la madre era in vita e regnante, aveva obbedito silenziosamente, come veniva insegnato agli Asburgo, a tutte le decisioni e a tutte le prescrizioni volute dall'imperatrice. Dal momento della morte e nei 10 anni successivi la situazione si trasformerà in maniera assoluta. Vi ricordo anche che qua siamo nel periodo in quale i gesuiti finiscono il loro mandato perché vengono sciolti da Papa Clemente XIV. Tanto è vero che nel 1773, come vi ho detto, il collegio dei gesuiti viene chiuso e i gesuiti nel territorio imperiale comunque sotto, possiamo dire così, mentite spoglie, continuano la loro attività educativa e formativa e religiosa, fin tanto che Maria Teresa muore nel 1780. Anche per loro avviene la fine definitiva con la morte dell'imperatrice, che li aveva protetti fino a quel momento. Quindi capite che dal 1751-52 al 1780, in questo brevissimo arco di tempo, che sono 28 anni in pratica, succedono tutta una serie di eventi che non erano accaduti nei secoli precedenti, in 1500 anni precedenti, e cioè finisce un patriarcato, nascono 2 arcidiocesi, la diocesi di Gorizia è immensa, c'è una diocesi all'interno dell'arcidiocesi che è quella di Lubiana, l'arcivescovo di Gorizia viene innalzato in titoli in tutta una serie di attività, Gorizia risorge dalle ceneri e si forma ancora maggiormente il territorio, la fisionomia urbanistica, eccetera, eccetera. Gorizia è anche al centro di interessi internazionali, tanto è vero che parte del patriziato della nobiltà locale sono membri di diritto all'interno della corte con vari uffici, quindi siamo al centro di una storia molto più grande di un tempo nostra. Siamo alla presenza di tutta una serie di ordini religiosi, abbiamo queste figure importantissime, ma ad un certo momento questa parabola che ha un apice comincia a descendere proprio nel momento in cui muore colei la quale era stata la patrona, se volete, di questa grande intuizione. E cioè quando muore Maria Teresa finisce il mondo conosciuto, potremmo dire così. Nel frattempo era anche finito lo Stato Gradiscano, eccetera, altre cose che abbiamo detto. Giuseppe II, dal canto suo, incomincia immediatamente tutte quelle riforme che lui aveva ritenuto fondamentali e che erano giunte proprio durante questo periodo che poi noi oggi definiamo illuminismo, e quindi tutte queste grandi riforme che avrebbero dovuto toccare tutti gli ambiti della società, non ultimo l'ambito ecclesiastico. Quindi Giuseppe II si occuperà in maniera seriale e ancora più attenta delle questioni della Chiesa rispetto alla madre Maria Teresa, che già si era occupata di tutta una serie di questioni legate proprio alla Chiesa. Oggi vado a introdurre la questione.
uno dei tanti problemi che si vanno a delineare sotto il governo di Giuseppe II è proprio questa continua intromissione negli affari ecclesiastici. Intromissione che toccherà tutti i campi di riforma. E infatti la sua visione sarà quella addirittura di cercare di sostenere soltanto ciò che è utile, che è buono, ciò che serve. E individuando in ciò che serve l'essenziale, chiaramente tutta una parte che non serve diventa non essenziale. Quindi, ad esempio, nella sua visione riformatrice, ciò che è contemplativo non serve. Ciò che è attivo serve. Quindi potete immaginare che tutti gli ordini contemplativi nel territorio imperiale, cioè quelli che sono finalizzati alla preghiera, non servono e possono essere chiusi. Le chiese che non hanno una finalità devono essere smantellate. Potete immaginare se un arcivescovo di una diocesi così grande si ritrova a dover ammettere, a dover quasi immaginare che più della metà delle chiese del territorio non servono perché non sono officiate e quindi devono essere smantellate. Situazioni che diventano sostanzialmente inaccettabili. Potete anche comprendere che l'imperatore, che già vi dicevo, aveva avuto, secondo la bolla di Papa Benedetto XIV, la facoltà di nominare gli vescovi, gli arcivescovi, avrebbe potuto accettare il diniego o l'opposizione di un vescovo da lui nominato. Perché uno dei vari problemi che poi si portano sulle spalle per molto tempo è il fatto che gli imperatori nominano gli arcivescovi e i vescovi, come è scritto nella bolla di Benedetto XIV. Tanto è vero che l'arcivescovo di Gorizia, nel bene e nel male, è scelto dall'imperatore fino al 1918 in pratica. Questa è la facoltà. L'imperatore poi ha un'altra facoltà che è assolutamente unica, e cioè è Sua Maestà Apostolica. Vi ricordate? L'imperatore d'Austria, l'imperatore Sacro Romano Impero, poi l'imperatore d'Austria, era Sua Maestà Apostolica Imperiale. Cioè, quella terminologia apostolica gli deriva dall'essere anche re d'Ungheria. Tanto è vero che Santo Stefano era il primo re d'Ungheria e gli venne data proprio questa facoltà di avere, come dire, la successione apostolica. Quindi l'imperatore poteva fare che cosa? Poteva varcare la clausura, perché era al pari del Papa nel suo territorio. Oltretutto, poteva entrare anche nel conclave attraverso il suo cardinale e poteva imporre all'interno del cardinale determinati veti, cosa che fece e che farà fino al Novecento. Quindi l'imperatore, che può varcare la clausura, può anche riformare la chiesa locale, gli ordini religiosi, può riformare tutto ciò che crede. E un arcivescovo può accettare tutto questo? Infatti Rodolfo Giuseppe Dedling tenta una ribellione formale inizialmente e poi sentita, ma è una figura troppo debole. È un uomo troppo debole per l'incarico che gli è stato affidato e per sopportare
la forza di un imperatore che destina comunque la volontà anche dal punto di vista, e destina la sua volontà anche dal punto di vista ecclesiastico. E a quel punto, negli ultimi 4 anni di quella che noi chiamiamo arcidiocesi attemsiana, l'Edling, quindi dal 1781 al 1784, cerca di resistere a ciò che l'imperatore stabilisce, ma poi soccombe inesorabilmente. E nel 1784 la sede goriziana resta vacante, rimane soltanto il capitolo. L'imperatore, si può dire, gioca con la figura dell'arcivescovo, tanto è vero che Papa Pio VI, che ha capito la volontà imperiale di intromettersi in tutte le questioni ecclesiastiche, tenta la carta che nessun altro pontefice aveva provato fin quel momento, e cioè la partenza da Roma e la visita del Papa all'imperatore a Vienna. Capite bene, un viaggio epocale, cioè l'attraversare in pratica l'Europa per arrivare dall'imperatore, per cercare di parlare con l'imperatore e convincerlo di non intromettersi nelle cause ecclesiastiche, o quantomeno di cercare di contenere questa situazione. E allora Papa Pio VI, in questa sua volontà, cerca in qualche modo di intromettersi anche per salvare la stessa figura dell'arcivescovo Edling, che si ritrova in mezzo a questo fuoco incrociato, cioè Roma e Vienna, e lui deve soccombere sempre a Vienna, naturalmente. E quando Papa Pio VI giunge in Gorizia, non trova l'arcivescovo, perché l'imperatore sta giocando con l'arcivescovo, e il giorno prima dell'arrivo in Gorizia del Papa chiama l'arcivescovo a Vienna per evitare che lui possa incontrarsi direttamente con il Papa. Quindi gli fa anche questo sfregio ulteriore. Il Papa arriva a Gorizia e non trova l'arcivescovo, che comunque, anche se era stato nominato dall'imperatore, la bolla era papale, quindi aveva nominato il Papa, era un suo arcivescovo, e non lo trova solo il capitolo. Quando Papa Pio VI arriva a Vienna, non trova nuovamente l'arcivescovo Edling, che era stato rimandato a Gorizia il giorno prima dall'imperatore. Quindi anche da questo punto di vista il tentativo di opposizione da parte di Giuseppe Edling è fallimentare, perché non riesce a contenere la volontà dell'imperatore Giuseppe II. E nella fattispecie l'imperatore Giuseppe II deciderà in quel frangente di sciogliere la diocesi attemsiana, quella grande agglomerato appunto che abbiamo visto, e nel 1784, in questa sua grande volontà diciamo riformista completa, scioglierà la diocesi, la lascerà prima vacante e poi creerà per soltanto un giorno la diocesi di Gradisca.